C'è stata un'ampia ristrutturazione societaria in tutti i ruoli, a cominciare dal ruolo di amministratore delegato fino al ruolo dell'allenatore. Si è partiti da un uomo di garanzia come Andrea Valentini fino ad Alessio Secco, a Marco Valentini come consulente dell'area tecnica e un tecnico emergente come Marco Lin. Qual è stata, diciamo, l'idea nel ricostruire questa società nell'organigramma? Di avere i ruoli societari coperti con delle professionalità di alto livello che potessero nel complesso coprire a 360 gradi quelle che sono le esigenze aziendali. Così è stato fatto e quindi adesso siamo, direi, a bolla. Senta, per quanto riguarda la tifoseria, uno dei nodi scoperti è sempre stato lo stadio Uganeo, che viene considerato in generale poco adeguato alle esigenze di una squadra di calcio, perché c'è la pista di atletica che allontana le tribune, allontana le curve. Ecco, avete preso coscienza del problema? C'è qualche cosa che si può fare ragionevolmente parlando, compatibilmente con i costi, compatibilmente anche con le vostre disponibilità per migliorare questa struttura? Guardi, proprio oggi il dottor Valentini ha fatto dei sopralluoghi con degli specialisti sia allo stadio che al centro Di Brescia? sportivo di Bresseo per avere delle opinioni professionali sullo stato dell'arte. Quindi avrò una relazione nei prossimi giorni e in base a quella faremo dei ragionamenti. Per quanto riguarda l'Euganeo, devo dire che, come dissi nella prima conferenza stampa, l'approccio per uno che arriva è di sicuro impatto perché ha queste due grandi tribune e si vede che è una struttura nata per fare del calcio a certi livelli. Ovviamente sappiamo che questi stadi che sono nati con Italia 90 per questioni di finanziamenti hanno tutti la pista di atletica leggera che non è propria di uno stadio moderno di calcio che ha le tribune a lato delle linee di fondo campo. Mi pare di capire da quello che ha detto lei fin dal primo giorno qui a Padova che lei ha volutamente scelto un profilo basso senza fare promesse demagogiche come le ha chiamate, cioè si può promettere comunque a Padova che ci sarà una squadra competitiva, questo lo possiamo dire. Noi non possiamo promettere nulla perché sarebbe semplice, facile e demagogico. La cosa che possiamo promettere e garantire è che ci approcciamo al calcio Padova con la massima serietà e la massima capacità che abbiamo per poter fare quanto di meglio possiamo fare. Questa è una promessa sicura e certa. L'ultima cosa che le chiedo a proposito di Padova, lei è uscito di scena da Parma qualche mese fa e aveva voglia di fare qualcosa nel calcio in prima persona, perché ci sono state altre situazioni in cui lei comunque ha avuto dei contatti a Novara, a Brescia, in altre società comunque, e alla fine è arrivata questa occasione di Padova. È stata una trattativa relativamente rapida. Volevo chiederle cosa l'ha spinta alla fine a chiudere il cerchio ed arrivare a un'intesa e che cosa spera di ottenere qui a La Padova. ringrazio per la domanda, così metto un po' di chiarezza in questa questione. Io ho dato le dimissioni da vicepresidente del Parma da alcuni mesi, ma già da tempo per impegni di lavoro avevo, diciamo così, limitato la mia presenza e la mia operatività. Ci fu al tempo una battuta che aveva lo scopo di essere una battuta e ovviamente i giornalisti l'hanno raccolta in un certo modo attribuendo a me l'interesse per il Brescia Calcio. Quindi qui si scatenarono i media su tutta una serie di ipotesi che erano peraltro infondate e che quindi hanno collegato la mia persona all'interesse per il mondo del calcio per quanto poteva riguardare delle operazioni per delle società. Da qui ci sono stati quindi dei contatti con altre società molto, molto superficiali, proprio perché in quei momenti non avevo la possibilità materiale per impegni di lavoro di poter seguire certe cose che invece vanno seguite di persona. Quindi, essendosi assettate le mie
attività per quanto riguarda soprattutto alcune attività all'estero, ho più tempo libero, si è presentata questa occasione, gli interlocutori sono stati di alto livello e i professionisti che ci hanno seguito pure, e quindi siamo riusciti ad assemblare una trattativa in pochi giorni e concluderla. Senta, l'ultima cosa veramente che le chiedo, capisce che lo scetticismo dei tifosi padovani può essere dovuto, magari gliel'hanno anche un po' spiegato, a quell'esperienza negativa che ci fu diversi anni fa quando la società passò di mano dagli imprenditori padovani o comunque molto legati al territorio a quel trittico di imprenditori lombardi che poi insomma si tradusse nell'era Viganò, che purtroppo fu una delle peggiori dal punto di vista storico di questa città. Sì, ho letto e capisco che ci possa essere questa ombra, questo spauracchio, però direi che è proprio frutto di ragionamenti così, Di pancia. così apodittici che non hanno fondamenti, anzi diciamo proprio per stare, perché prendiamola come una considerazione così infondata, e come tale possiamo dire che quando ci sono queste cose allora bisogna necessariamente smentirle e dimostrare che esiste il contrario.